Tre episodi di violenza che hanno seminato il terrore fra Mestre e Marghera, malviventi che non si sono fermati davanti a nulla, nemmeno di fronte ad una donna in gravidanza. L'ultimo atto di 48 ore da incubo è andato in scena nei pressi di Corso del Popolo. Una donna incinta di 7 mesi è stata letteralmente scaramentata a terra da uno scippatore in fuga. Tutto è accaduto in una manciata di minuti. Un uomo, in sella ad una bicicletta, è riuscito a strappare dal collo il borsello ad un uomo che stava camminando. La vittima ha gridato e lo ha inseguito. Il malvivente ha iniziato a correre a tutta velocità in bici per fuggire, travolgendo la mamma che è caduta a terra sbattendo la testa. Sono stati attimi di paura. La donna è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale. Lo scippatore è riuscito a scappare. Sul posto una volante della polizia. La gente è arrabbiata, impaurita ed esasperata per tanta violenza. C'è pericolo ovunque adesso ormai, purtroppo. E non solo per le persone anziane, ma anche per tutti. Solo poche ore prima, nei pressi del sottopasso ferroviario che collega Mestre a Marghera, due donne sono state aggredite e derubate. Una coppia di malviventi hanno prima fermato una delle vittime che verso le 4 del mattino si stava recando al lavoro, bloccata e costretta a consegnare soldi, effetti personali e cellulare. Pochi attimi dopo la stessa sorte è toccata ad un'altra ragazza. Non si è accorta di quanto stava accadendo ed è finita nella medesima trappola. Entrambe sono state strattonate, gettate a terra e derubate. Il coro dei residenti è unanime. Sicuramente non è una buona zona, in quanto, come si può vedere, biciclette vengono rubate, gente viene rapinata, la polizia è quello che è e sì, sarebbe meglio un po' di più controlli e un po' di più sicurezza. Io faccio il mio esempio, scendo e ho paura di andare a prendere il treno. Sono uno studente che va all'università e andando giù e ho paura di prendere il treno. Violenza non solo in centro. I carabinieri infatti stanno indagando anche sulla rapina consumatasi la notte fra sabato e domenica in una zona isolata di Mestre, dove almeno 3 malviventi hanno preso di mira l'abitazione di un'anziana di 80 anni. Sorpresa nel sonno è stata imbavagliata e legata ad una sedia, poi hanno messo a soqquadro la casa riuscendo a portare via poco e niente. Resta lo shock della donna che è riuscita a liberarsi solo dopo un paio di ore e a chiamare un vicino. L'anziana è stata portata in ospedale, ma per lei sarà difficile dimenticare quegli attimi di terrore in balia dei malviventi. Nel veneziano rimane ora più che mai alto l'allarme sicurezza. Noi cittadini dobbiamo metterci in prima linea e tenere gli occhi aperti, fare qualcosa di più.